Ci siamo accorti di questo punto vendita in cui venivano esposti prodotti non conformi agli standard di sicurezza e quindi abbiamo ovviamente deciso di intervenire. In questo caso abbiamo sequestrato più di 15.000 prodotti, sono accessori per la casa, in particolare per il cucito, ma anche altri, insomma, altri articoli. Oltre 15.000 prodotti di derivazione cinese non a norma destinati alla vendita al dettaglio sono stati sequestrati in questi giorni dai militari della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto nell'ambito di controlli di routine al titolare di un negoziante, anch'esso cinese. Articoli casalinghi per la maggior parte che presentavano varie irregolarità, l'assenza di indicazioni in lingua italiana, la mancanza dei dati del produttore e l'omessa segnalazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti che non garantivano quindi la sicurezza per i consumatori. In questo caso è stata un'operazione a livello amministrativo, quindi non ci sono stati risvolti penali, ma è stata comminata solo una sanzione. Adesso siamo circa di 2.000 euro, poi se non pagherà entro la tempistica prevista ovviamente si innalzerà. La sanzione potrebbe arrivare anche a 25.000 euro, mentre l'attività rimane aperta, i beni restano in custodia. Sì, attualmente sono stati sequestrati, è stato segnalato il tutto alla Camera di Commercio di Treviso che poi deciderà se eventualmente distruggerli o meno.